Uno dei provvedimenti contenuti nel decreto rilancio è il cosiddetto bonus mobilità. I cittadini maggiorenni residenti in una città capoluogo di regione o di provincia, città metropolitana o in un comune con più di 50.000 abitanti potranno acquistare biciclette, monopattini e altri mezzi di mobilità green usufruendo di un bonus che ha un valore pari al 60% del prezzo d'acquisto, fino a un massimo di 500 euro. Un incentivo la cui applicazione consta di due fasi. Nella prima, che va dal 4 maggio all'operatività dell'applicazione web, dopo l'acquisto a prezzo pieno in negozio è previsto il rimborso del 60% dell'importo speso mediante la presentazione della fattura sull'applicazione, una volta che questa sarà attiva. E la fase 2 come funzionerà? Nuoro fa parte del bonus per l'acquisto della bicicletta come capoluogo di provincia. Lo sconto in negozio ci sarà dopo che verranno sbloccati i finanziamenti, quindi i primi a usufruirne saranno chi ha avuto la fattura, perché quando apriranno il portale saranno i primi che caricheranno. Una volta che faranno i conti e vedranno quanto rimane in cassa, allora lì a quel punto dovrebbe funzionare così. Il cliente entra sul portale, fa la richiesta del bonus in funzione di quello che deve acquistare e poi dovrà essere fortunato a trovare un rivenditore che gli accetti il bonus. E anche il rivenditore che ritira il bonus, anche a quella lui gli andrà in detrazione alle tasse. Il 60% delle biciclette che ho venduto dall'aeroporto di Rassena adesso quasi tutti hanno chiesto la fattura per il bonus. La risposta da parte del portale dovrebbe arrivare ai primi di agosto, quindi a 60 giorni passati dall'uscita della Gazzetta.